Buongiorno amici e benvenuti a questa nuova puntata di A Cena a Casa di. Come vedete ci troviamo nel porto di Grado, abbiamo lasciato lo splendido centro di Udine dove la scorsa puntata era ambientata e ci siamo spostati al mare. Il format della puntata è il seguente: un'amica della rivista organizza una cena a casa sua, ospita degli amici che parteciperanno a questa cena e si avvarrà della collaborazione e dell'assistenza di un noto chef che andremo a scoprire a breve chi sarà. I ritmi della puntata sono scanditi da quelli che sono i reali impegni di una brava padrona di casa che deve preparare una cena per i suoi ospiti. Il confronto sul menù, l'acquisto dei prodotti, l'arrivo a casa, le prime fasi della preparazione, l'organizzazione della cucina e poi finalmente la realizzazione della cena vera e propria, l'arrivo degli ospiti e la cena che concluderà questa puntata. Adesso amici andiamo ad incontrare e a scoprire chi sono i protagonisti di questa puntata. Venite con me. Bene amici, siamo nel centro di Grado e io sto andando ad incontrare i protagonisti della nostra giornata. Il primo appuntamento che ho è con la padrona di casa, colei che ospiterà la nostra cena. Ecco Francesca, ciao Francesca, ben arrivata. Buongiorno Roberto, buongiorno. Francesca udinese, grande appassionata di cucina, lettrice di top. In estate si trasferisce a Grado e mi ha dato l'appuntamento qua, il posto nel quale poi incontreremo il secondo protagonista della giornata. Quindi ti cedo la parola Francesca in modo che tu ti presenti e possa salutare i nostri amici che ci stanno guardando. Grazie Roberto, grazie alla rivista Top per avermi coinvolto in questa iniziativa così speciale. Sono al contempo preoccupata ma anche a mio agio perché lo chef con cui cucinerò è anche un amico. Bene, diciamo che il format che Top ha pensato è proprio quello di affiancare a un entusiasta della cucina come sei tu uno chef professionista che sia in grado di darti tutto l'apporto e l'affiancamento che ti serve perché la cena che preparerai ai tuoi ospiti sia al meglio. Questo adesso è il momento di capire chi sarà lo chef che ti aiuterà, per cui io direi che è il momento di provare a chiamarlo. Proviamo a chiamarlo, vediamo se è qui o se mi ha abbandonato da sola ai fornelli. Attias! Attias, ci sei? Arrivo! Ehi, ciao, ben arrivati! Ciao, siamo arrivati, meno male che ci sei! Sì, non posso lasciarti da sola, no? In questo splendido evento. Dammi un minuto, vi raggiungo. Grazie. Eccoci qua. Buongiorno, ciao, buongiorno, ben alzato. Ciao Roberto. Grazie. Ciao. Ecco amici, abbiamo scoperto chi è il secondo protagonista della giornata. I più attenti avranno già colto qualche particolare del posto dove siamo. Attia Starlao, chef dell'Androna di Grado, il posto nel quale ci trovate in questo momento, titolare assieme al fratello Alan del più storico ristorante di Grado, è lui che oggi aiuterà Francesca a preparare la cena per i suoi ospiti. E quindi grazie Attias di aver accettato il nostro invito. Credo che la prossima fase sarà la discussione sul menù prima di andare a fare la spesa che vi consentirà di ritrovare i prodotti che vi serviranno per il vostro menù. Grazie veramente di cuore. Grazie a te Roberto di avermi invitato e Francesca naturalmente di avermi coinvolto in questo progetto, in questa bellissima cena che andremo a fare. Sono felicissimo di aiutarla. Benissimo. Allora io direi che voi potete bervi un caffè e prepararvi, io accompagno i nostri ospiti a fare un giretto nella Grado Vecchia e dopo vengo a prendervi per andare a fare la spesa. Buon lavoro a entrambe e noi andiamo a fare un giretto per Grado. Attias, qui ho provato a scrivere il menù a cui
che avevo pensato. Spero che sia equilibrato nei colori, nei sapori e nelle proporzioni degli ingredienti che abbiamo piacere di offrire ai nostri ospiti. Esordirei con una bella catalana fresca che prepara a gustare il vino e il menù, i piatti che seguiranno. La classica catalana con qualche tocco, il tocco per esempio della pesca bianca di Fiumicello e naturalmente un trionfo di crostacei. Benissimo, super. Poi aver pensato alla pappa al pomodoro, azzeccata. gli ultimi pomodori belli arrossati dal sole. Dovremmo trovare qualcosina, sì, sicuro. Io pensavo di andare a vedere in pescheria canocce, astice e mazzancolle, e anche le mazzancolle, che adesso è il periodo anche delle mazzancolle proprio nostrane. Per il primo avrei pensato ad un ottimo piatto che chiama proprio la compagnia, la contentezza di stare a tavola, un classico spaghetto italiano con la bottarga, il lime, perfetto, pulito, profumato, fresco. Mi viene già l'acquolina, Anche a me. E per secondo delle orate veramente chilometro zero, prese nella valle da pesca di Paolo, il mio compagno, pescate, perfetto. Le stanno pescando adesso. Benissimo. Le orate cosa le facciamo? Alla brace? Alla brace, sì. Alla piastra, con un sentore di magari le prepariamo già sfilettate per il commensale. Benissimo. E gli diamo un profumo di brace, che dici? Senza spine, senza niente. Le portiamo in tavola pulite, pronte, splendide. Ottimo. E poi io non rinuncio mai al dessert. Bene. Una bella panna cotta con della frutta esotica o della frutta che rinfresca la bocca, chiude il pasto. Ci pulendo. Tradizionale, però bello. E ti dirò che ho fatto il pan di Spagna e troveremo il modo di usarlo. Ma sicuro, ma hai pensato qualcosa come aperitivo te? Io avevo pensato che sarebbe una bella idea, oltre al pesce meraviglioso, anche celebrare altre eccellenze del nostro bel Friuli Venezia Giulia. E pensavo a un grissino rustico con un bel San Daniele e magari qualche spicchio di Montasio. Perché no? Perché no? E se ci aggiungiamo con un sardoncino impanato? Dobbiamo. Ok, va bene, dai, perfetto. E poi dopo questa fatica un bel gin tonic. Bene, non ci resta altro che andare sotto i fornelli adesso. Adesso sì. Boh. Sei pronta? Sono pronta, tu sei pronto? Prontissimo, avanti. Avanti. Attias, la prima tappa allora è la pescheria. Prego. Sì, in pescheria andiamo subito. Oggi stanotte siamo fortunati perché non ha fatto vento e dovremo trovare un bel po' di pesce. Benissimo. Siamo arrivati. Ok. Opla. Eccoci qua ragazzi. Ciao. Allora siamo bene. Finalmente arrivati alla prima fermata di questa giornata. Siamo all'esterno della pescheria nella quale Attias, dopo essersi confrontato sul menù che vuole fare Francesca, ha deciso di andare a prendere. Cosa prendiamo? Vediamo cosa c'è, ma le canocce, mazzancole abbiamo trovato, degli scampi. Prima mi sembra di aver intuito che tu ti sei molto raccomandato che ci fosse una pesca fresca e di avere un prodotto della laguna di Grado 100% originale. Nostrano, sì. Bene. Abbiamo mobilitato un po' di barche anche perché il tempo oggi purtroppo non ci assiste al 100%. Esatto. Franci, mi pare che la prima parte dove vi siete confrontati sul menù è stata di grande sintonia, sì, e quindi ti sei affidato a uno chef. Mi affido ad uno chef bravissimo e sono in compagnia di un amico, non può che andare bene. Quindi adesso io vi lascio mentre voi entrate a fare la spesa e poi vedremo quali sono le altre fermate di questa giornata. A fra poco. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Attias, che meraviglia, che trionfo, meravigliosa pescheria. Grazie. Eravamo restati con le canocce. Le canocce. Metti le più belle, Le canocce in questo periodo sono il massimo, guarda che belle piene. Sì, belle carnose. Sì. Benissimo, le mazzancolle. Poi cosa avevamo detto? Come possiamo rendere ancora più speciale il nostro antipasto che non sveliamo? Qualche scampo possiamo prendere volentieri. Dei sardoni che ci servono per l'antipasto. E poi diamo un tocco speciale all'altro nostro antipasto con un piccolo astice. Sì.
Abbiamo i nostri bei pescetti e andiamo. Eccoci qua, arrivati. Buongiorno. Ciao, buongiorno, ciao. Guarda che ben di Dio che abbiamo oggi. Sì, sì. Chilometri zero. Qualche zucchina. Sì, zucchina, magari con fiore. Fiore. Sì, sì. Bello fresco. 2 bei finocchi, per favore. Allora una melanzana tonda, dei pomodori, anche 2 patate. Ok. Un cipollotto ci occorre, sì. E un paio di limoni che sono belli, quelli con la buccia verde. Sì, sì, sì. Bene, è tutto. Ottimo. Ah, che bene. La spesa è pronta e adesso non ci resta che andare a cucinare. Andiamo. Che bene che si sta a grado, Che bella vita qua. Bella giornata, sta andando in bello, dai. Sì. Ci mancava anche la pioggia, se no. Bene, a questo punto della mattinata Attias e Francesca hanno sicuramente concluso la loro spesa. L'appuntamento è nella piazza della chiesa, davanti a questa meravigliosa colonna nella quale noi ci siederemo e faremo un po' il punto su come è andata la loro spesa. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Ciao Roberto, vi vedo buongiorno. belli carichi. Ciao, sì. Facciamo una piccola pausa allora. Volentieri. Ci sediamo idea. qua, stiamo attenti che c'è una piccola pozzanghera, purtroppo il tempo è stato inclemente. Allora Francesca, com'è andata? È stato molto divertente e istruttivo fare la spesa con Attias, che mi ha dato già degli ottimi consigli sulla gestione del pesce e qualche dritta su come potenziare il menù che abbiamo concordato. Attias prima fermata nella storica pescheria del porto di Grado. Esattamente. Com'è andata? Benissimo, abbiamo trovato quello che ci serviva e super fresco naturalmente. Mi pare di averti sentito dire che non c'è stato vento e quindi la pesca è sempre facilitata. Sì, perché il periodo adesso comincia essere incerto. Esatto. Bene, quindi sulla freschezza dei prodotti non abbiamo dubbi, che i nostri 2 chef sono bravissimi, anche su questo non abbiamo nessuna incertezza. Francesca, possiamo spoilerare proprio 2 cosette sul menù che aspetta i nostri ospiti? Ci vuoi dire 2 cose? Ti ho sentito molto infervorata dall'idea di dare anche un nome al menù, magari questo ce lo dirai più tardi. Dici proprio un paio di cosette su quello che hai in mente di fare. Mi piacerebbe creare curiosità in chi ci guarderà e chi ci ascolta, e quindi mi piacerebbe svelare intanto il nome che abbiamo deciso di dare al menù, che sarebbe Mediterraneo rivisitato, e questo ci fa capire che ci sono gli ingredienti classici della cucina mediterranea, ancora meglio adriatica, con quel twist che rispecchia la cucina di Attias e in piccolo anche la mia. Bene. Io sono sicuro di una cosa, i nostri amici che ci stanno ascoltando da uno chef come te vorranno avere qualche consiglio. Allora, il 95% della tua cucina è fatta di pesce, siamo in un'isola meravigliosa in mezzo all'Adriatico, un'isola di pescatori, quindi la tua contaminazione è stata senz'altro su questo. Cosa ti sentiresti di consigliare a quelli che ci stanno guardando per farli, diciamo, immergere in pieno nella cucina del pesce dell'autunno? Ma diciamo che adesso in autunno è il periodo del rombo come pesce, perché l'acqua comincia a raffreddarsi, per cui il pesce comincia a mettere sul grasso e gusto. Rombo, siamo ancora nel periodo delle orate, dei branzini, che si trovano molto bene, per cui sì, abbinare magari con una zucca, qualcosa con le verdure di stagione. E a proposito di verdure, mi sembra di aver capito che la seconda tappa è stata dall'ortofrutta. L'ortofrutta. Cosa avete trovato di buono che vada bene per il vostro menù? Abbiamo trovato delle ottime verdure che fanno da ponte tra l'estate e l'autunno e che quindi sono perfette per il nostro menù, perché accompagnano questo passaggio che è settembre dal sole pieno alle luci più autunnali. Immagino che questo servirà anche per rendere più bello il vostro impiattamento, una bella verdura colorata piuttosto che qualche pezzo di frutta. La vista ecco, nel piatto. La prima cosa che viene percepita è proprio la bellezza del piatto, poi il gusto arriva in un secondo momento.
Bene ragazzi, mi pare che ci sono tutti i presupposti perché la cena che i nostri amici prepareranno sia di un grande livello, e quindi direi che a questo punto possiamo incamminarci verso quella che sarà la sede della nostra cena, che faremo scoprire pian piano ai nostri amici che ci stanno guardando. Andiamo ragazzi! Andiamo. Bonnie e Clyde della cucina. Benissimo. È tutto iniziato, ho detto boh, faccio il cameriere, come te papà. La mattina con mia mamma sono andato a prendere pantaloni neri, camicia bianca, papillon, tutto, le scarpe. Sono arrivato al ristorante, ho fatto il primo servizio a pranzo e il pomeriggio alle 3 con mia mamma sono tornato in negozio, ho andato a prendere i pantaloni da cuoco, la giacca e da lì, basta, ho detto no, il cameriere ha detto non fate, non è per me. E da lì... Ma per esempio, faccio una domanda proprio per sapere il tip dello chef. Se noi passiamo in acqua il sardone, e non perde la carne No, allora, no, specialmente il pesce azzurro è già ha un gusto forte di suo, no? Ecco, io le canocce le ho già messe dentro, ma una cosa importante, che l'acqua non vada mai giù di bollore, specialmente nelle canocce, perché sono delicate, le metti giù, per cui se hai tante canocce la pentola deve essere sempre più grande e sempre più fuoco. Esatto. E un bollore? Un bollore, adesso ha cominciato a prendere il bollore, 4 minuti di bollore. Da quando riprende? Da quando riprende e subito da raffreddare in acqua e ghiaccio. Benissimo. Luca, se mi segui con la camera, adesso andiamo in un momento topico della preparazione della cena e cerchiamo di strappare qualche segreto allo chef, soprattutto di come si sta comportando Francesca. Vieni con me. Eccoci qua. Allora, Attias, come sta andando? Vi vedo in un momento particolarmente concitato, qui non si scherza siamo sul su questa piatto, cosa qua. Anche perché andiamo a toccare degli ingredienti di ottima qualità e cerchiamo di non rovinarli. Francesca è stata bravissima, ha pulito le canocce da sola, come vediamo adesso, e le ha pulite egregiamente. Io gli ho dato una mano con l'astice, giusto perché era un po' delicato l'astice, no? un po' il guscio un po' troppo duro. E niente, adesso nel frattempo facciamo questo. Io, Attias, come ho già fatto stamattina, ti chiedo una cosa per i nostri ascoltatori. Dacci una raccomandazione, un consiglio, una cosa che voi chef fate di routine normalmente, che magari chi è abituato a far da mangiare a casa non fa. Questo tipo di preparazione, cosa ti sentiresti di consigliare ai nostri amici? Ma come ho detto prima, diciamo il trucchetto della canoccia che non deve perdere il bollore, così è per tutti gli altri crostacei. Una cosa che adesso vediamo qui, noi abbiamo un piatto che a noi ci serve, per i 2 piatti ci serve la polpa pura. E questo? Cosa si fa? Andrebbe buttato via qualcuno, sì, cosa è sta roba qua? E invece? Qui si fa una zuppetta, si fa un brodino che a noi oggi non ci serve, però a casa si può recuperare. Questo qui lo tostiamo 10 minuti in forno caldo, nel frattempo facciamo un piccolo fondo di cipolla, sedano, carota, aglio e dopo mettiamo dentro, bagniamo con il cognac, lasciamo evaporare, acqua fredda al primo bollore,
E quindi inseriamo anche il concetto di non sprecare, di riutilizzare le cose che adesso avanzano. si fa una zuppettina, una cosa, un brodino per fare un risotto l'indomani. Franci, tu tienilo da parte questo che non si sa mai. Una porta asciutta di mezzanotte. Vi lascio continuare, buon lavoro e faremo ancora qualche incursione per capire come stanno andando le vostre vicissitudini. Volentieri. Grazie, buon lavoro. Allora, facciamo una nuova incursione in cucina perché in questo momento Attias e Francesca stanno facendo una roba veramente goduriosa. Una delle cose che ci piacciono di più anche quando siamo a un aperitivo, ci invitano a cena, è senz'altro mangiare qualcosa di fritto. In questo momento stanno facendo la panatura delle alici. Esatto. Dico bene? Allora Attias, racconta ai nostri amici che ci stanno guardando il tipo di panatura che tu prediligi, quello che consigli per questo pesce, e poi chiediamo anche a Francesca come si sta trovando a poter fare queste operazioni avendo vicino uno chef del tuo calibro. Diciamo, questa è un'impanatura molto semplice: farina, uova e pane grattugiato bianco, e poi io ci metto un ingrediente un po' speciale che sono dei fiocchi di mais disidratati, li vediamo qui, leggermente croccanti, che dà... Quindi la panatura diventa un po' più grossolana. Grossolana, e proprio assaggerai questa sera proprio crispy come un biscottino. Fantastico. Francesca, a te cosa sembra? Essere abituata a lavorare con una linea, con molto ordine, vedo che Attias prepara le cose, anche quelle che noi siamo abituati a fare a casa in modo un po' più alla Carlona, invece chi è abituato ad avere una cucina di un certo tipo, mi pare che l'ordine è una cosa... Beh, mi trova molto affine in questo, e in ogni caso io ascolto, osservo, eseguo, copio, assorbo, perché è stata veramente una possibilità unica. È un corso di cucina accelerato. Quello che è bello vedere in questo caso proprio è che c'è stata un'affinità spontanea, nel senso che Attias e Francesca si conoscevano, ma naturalmente non avevano mai cucinato assieme o si erano confrontati su come fanno le cose. Invece vedere che poi sulle cose anche pratiche avete trovato i vostri spazi in modo automatico è una cosa che... Io l'ho trovata subito preparata, ecco, in cucina. Poi certo... Quello aiuta, no? Il trucchetto, la cosa così, che magari la cattiveria che si può avere in cucina noi del mestiere, che magari la casalinga non ha, perché magari, però comunque sì, preparatissimo. Bene, allora io vi garantisco che vi farò sapere più tardi com'è la panatura di Attias e come è andata Francesca anche nella fase finale di questa operazione. A più tardi. Siamo di nuovo in cucina, amici, per un'altra di quelle fasi topiche della preparazione della cena. Attias sta sfilettando un orata, in questo caso, che è un po' più piccola, sì, quello invece è un ranzino. Sì, un altro orata. Ed è una di quelle fasi veramente molto delicate, in quanto abbiamo un coltello che è affilatissimo. E ci vuoi dire tu, Attias, come si sfiletta tecnicamente bene? Diciamo, ognuno non c'è un modo proprio scientifico. Innanzitutto io tolgo via la testa e poi faccio un'incisione lungo la spina fino alla spina centrale, qui fino alla che la sento, poi apro il pesce e con il coltello mi do una mano per l'altra parte. E quello è il nostro filetto. Ecco, e togliamo via la parte della pancia un pochino e la parte della spina. Qui mi sembra di capire che ci sono pochi consigli da dare. Un coltello che taglia bene e tanta sensibilità nelle mani e averne fatti tanta. Esatto. Francesca, ti senti di provare a farne uno? Provare. Ecco, vediamo. Allora faccio... Luca, mettiti dove ti va meglio. Un taglio trasversale sotto le branchie del pesce, rimuovere la testa, poi lo giro all'altezza della spina, incido lungo la spina fino a incontrare le lische centrali del corpo. Mi sembra che Francesca abbia però una certa
Dimestichezza. Dimestichezza. Con delicatezza cerco di alzare anche abbastanza decisa, no? le Sì, carni del pesce senza, chiaramente, per conservare il filetto il più possibile. Piano, l'importante è conservare le dita e poi, sì, e poi il pesce non c'è problema. Elimino la parte della pancia perché è piuttosto grassa e può non piacere. Pronta per Masterchef. Prova del filetto eseguita, no? Atias. Egregiamente. Pare che è andata Ottimo. benissimo. Il Piedimonte. Migliore. Sì, davvero un bel prodotto. Questa è una bollicina che a me non mi stufa mai. Piedimonte è top, veramente. È piacere di iniziare con qualche eccellenza friulana. Prosciutto crudo di San Daniele. Rompo il ghiaccio. Rompa il ghiaccio. Sì, il formaggio. Così. Grissinetto. Grazie. Grazie. Abbiamo un altro antipasto meraviglioso, dei sardoni panati e fritti, e poi qui una maionese al wasabi. Ognuno di voi ha una ciotolina indipendente dove fare il dip con il sardoncino. Allora è cominciata la cena a casa di Francesca, gli ospiti sono nella fase più conviviale di questa serata e stanno facendo l'aperitivo. Stiamo bevendo spumante metodo classico Piedimont che Roman Rizzi coltiva sulle falde del Monte Calvari a Gorizia. Francesca ha portato in tavola per un aperitivo in piedi una degustazione di formaggio Montasio e un tagliere di prosciutto crudo di San Daniele. Poi ci sono dei sardoni panati con una maionese al wasabi. Quindi le danze sono partite e durante la serata vi faremo vedere ancora le fasi della preparazione del resto dei piatti. Questa è una catalana classica alla quale Francesca ha dato un tocco di territorialità aggiungendo la pesca bianca di Fiumicello. Con specie abbiamo mazzancolle, astice e scampo. Perfetto. E altre cose da dire su questo piatto? Il sedano, dicevi? Il sedano che aggiunge croccantezza, degli ottimi pomodori proprio dell'orto. E questo bel gioco di colori. Pesca bianca. Pesca bianca, l'abbiamo detto, e Gli melone. ultimi meloni proprio raccolti a Fossalone. Benissimo. Io approfitto che abbiamo concluso la prima parte degli antipasti, che sono stati buonissimi, e vorrei approfittare della tua saggezza per chiedere un'opinione e che tu ci dicessi cosa ti sono sembrati i primi due piatti. Ma guarda, fantastici, veramente buonissimi, perché devo dire che, come ho già detto prima, il privilegio di vivere così vicino al mare ti permette di mangiare piatti che io sono di Monaco di Baviera, neanche con tutti i soldi che puoi avere non puoi trovare quei prodotti, la materia prima così in Germania o in Inghilterra. Qui proprio sei nel paradiso. E poi noi abbiamo avuto la fortuna che una grande appassionata di cucina come Francesca ha incontrato la professionalità di Atias. I prodotti sono questi, la casa è come essere in un castello, direi che la favola è completa. Bravissimo. Bene, ok, grazie.
approfitterei di questa prima pausa durante la serata. Abbiamo mangiato gli antipasti, abbiamo mangiato il primo, abbiamo assaggiato qualche vino e abbiamo avuto modo di conoscere la proprietaria di casa che ci sta ospitando, Paolo il suo compagno, gli altri commensali, abbiamo visto questa casa meravigliosa. Ci fai, Rossana, approfittando anche della tua disponibilità e competenza, un punto della situazione fino a questo momento? Come ti sembra questa cena? Sai, io prima di tutto sono sempre stupefatta da queste donne meravigliose, giovani e bellissime, che cucinano. Perché poi nell'immaginario collettivo ci sono sempre delle donne molto belle che in cucina lasciano le cuoche, i camerieri, insomma le colf. Invece fino adesso abbiamo incontrato delle ragazze splendide, delle giovani donne, Francesca è oggi l'emblema di questo, che cucinano. Con una passione per la bene. cucina. Ma la passione non basta. No, certo. Ci vuole anche tecnica e applicazione e secondo me Francesca ha capito tante cose. Ha una sua timidezza, non si rivela, ma nel piatto tu cogli questo tipo di inclinazione e di studio anche, e mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto anche questa rivisitazione della papa al pomodoro, che devo dire io adoro, per cui sono anche un po' di parte se vogliamo, ma è stata molto puntuale e innovativa. E lo spaghetto nella sua semplicità l'ho adorato. Ma parliamo un attimo dei vini, perché poi dei piatti. Abbiamo bevuto il Piedimont. Abbiamo avuto il Piedimont, che tu sai io apprezzo molto. C'è questa vigna stretta e alta, è un po' Sul Monte Calvario. Dai piedi del Monte Calvario che sale, un po' in ombra, che dà quella acidità, quella freschezza, quella acidità al pilastro del palato, che sorregge uno spumante che secondo me è tra i migliori del Friuli. Andiamo poi agli altri vini, abbiamo assaggiato lo Chardonnay, assaggeremo lo Sauvignon. Il Marcuzzi. Adesso stiamo, certo, l'amico Marcuzzi, ma adesso io sto godendo anche del Masou d'Arrive, che è un Pinot Noir. Siccome Stefan, che mi conosce, ha capito che io sul Pinot Noir ho una certa. Diciamo che è stato un fuori programma abbastanza apprezzato, no? Devo dire la verità. Lasciando stare un po' il Pinot Noir, torniamo un attimo ai bianchi. Devo dire, i bianchi di San Floriano del Coglio di Marcuzzi sono stati per me una rivelazione, perché confesso che non li conoscevo. Quindi lo Chardonnay in primis, ma il Sauvignon, un'esplosione di aromi veramente interessante, che suggerisco vada degustata nel bicchiere largo. Benissimo. È un Sauvignon molto particolare, con aromi che vanno espressi, e ci vuole un bicchiere largo per ossigenarli e per cederli tutti e per regalarceli. Allora, se sei d'accordo, Rossana, io fermerei questo tuo primo intervento così. Quando faremo, diciamo, la chiusa, magari coinvolgiamo anche Paolo, che è il proprietario di questa casa meravigliosa, che ha bisogno di un minuto per essere descritta, e magari ci dici anche come l'hai trovata, e così facciamo anche un po' la chiusura della serata. Sei d'accordo? Non solo sono d'accordo, ma la prima cosa che ho detto arrivando in questa casa è stata che invidia, piacerebbe anche a me una casa così. Bene, Quindi allora più che d'accordo. dopo approfondiremo. Grazie intanto per il tuo intervento, sei sempre splendida. Grazie. Mi fa piacere dare alle ragazze che hanno partecipato alla cena stasera un regalino del mio negozio. Da un anno ho preso una decisione di cambio vita, come è giusto, assecondando le proprie passioni, e ho aperto in centro il mio negozio di vintage.
E Paolo cosa ne pensa? Paolo mi ha insegnato tantissimo. Paolo è un uomo veramente raffinato che mi ha proprio insegnato a pesare quello che si ha nel piatto, a proprio sentire i gusti in bocca, a scegliere i vini giusti. È stato nella mia vita adulta veramente una persona molto formativa, oltre che un grande amore. Che bello! Allora, siamo qua con Rossana Bettini, che io non finirò mai di ringraziare anche a nome di Top, di Mariella e di Nicolò e di tutti quanti. Ormai è un ospite fissa e irrinunciabile delle nostre serate, perché porta la sua competenza, il suo spirito, il suo piacere di stare con gli ospiti a tavola, e noi, come avrete imparato a conoscerci, approfittiamo della sua competenza, del suo buon gusto, per chiederle un po' una chiosa sulla serata, su come è andata la cena, su come ha trovato la casa, come sono stati i vini che abbiamo abbinato, anche se insomma un po' ne abbiamo già parlato, ma insomma ci piacerebbe che tu chiudessi questa giornata insomma raccontandoci un po' le tue impressioni. A me, devo dirti, di queste serate piace di più, la cosa che piace di più è entrare nelle famiglie e diventare un po' parte delle famiglie, no? Noi con Top, con te, con Mariella siamo un po' diventati già una famiglia, però questo entrare a fare gli ospiti in queste splendide famiglie friulane che ci accolgono con tanta armonia e con tanta gentilezza, e anche, devo dire, con una certa timidezza, qualche volta con un certo timore, mi fa entrare in punta di piedi in queste situazioni dove effettivamente scopro delle realtà che non sogneresti neanche nei ristoranti a 1, 2, 3 stelle Michelin. Sono delle realtà così sentimentali e anche allo stesso tempo tecnicamente impeccabili. Questa sera è stata una serata dal punto di vista tecnico della cena, dei piatti, della presentazione, secondo me è veramente impeccabile. Quando Francesca ha capito che noi avevamo proprio gradito i suoi piatti, perché attraverso i piatti noi ci esprimiamo, sì. Non è solo tecnica, è il fatto proprio di esprimere un sentimento, una passione, una predilezione. Ma anche stupidamente a uno piace fare le canocce crude, fa le canocce crude e le abbina la pappa al pomodoro. Ed è geniale, ed è una cosa fantastica. Una pappa al pomodoro solidificata, fatta a mo' di budino, insomma, voglio dire, costruita. È stato veramente un bellissimo percorso. Io ho apprezzato tanto questo sentiment. Io sono rimasto anche molto colpito da questa casa che Paolo chiama la casa di campagna. Sì. Mi sono fatto raccontare la storia, è un cascinale che è datato 1500, apparteneva a una famiglia di coltivatori che poi l'hanno venduta, loro, la famiglia di Paolo l'ha trovata diroccata, hanno fatto questa ristrutturazione che non passa inosservata. Una ultima chiosa proprio sul posto dove siamo stati ospiti. Sai, io l'ho detto prima, ogni volta che mi affaccio a una casa antica nella campagna friulana, sento, ovviamente buona, ma un'invidia notevole, perché mi piacerebbe tanto poter avere una casa così, però io credo anche che tu devi guadagnartela. Allora Rossana, sentendoti parlare veramente mi viene da dirti che non vedo l'ora che sia la prossima puntata per rifare queste chiusure nelle quali ci divertiamo così tanto e nelle quali facciamo il punto della serata. Grazie infinite di essere stata ancora una volta dei nostri, e la prossima puntata sarà una sorpresona. Grazie, te lo dico Roberto. già. Grazie a tutti grazie, voi. grazie. Grazie. Il segreto del buon dolce non essere troppo dolce, Troppo dolce. stranamente, no? Era un equilibrio da
tutto il menù, no? Praticamente, dalla partenza fino alla fine, senza nessun picco, molto equilibrato. Allora amici, siamo arrivati alla conclusione di questa serata che, come potete vedere dalle nostre espressioni, è stata veramente divertente, piacevole, si è creato un clima molto bello. Cercherò di non essere troppo prolisso e di andare subito al dunque, e quindi la cosa che mi preme più di capire è dai protagonisti, dai diretti interessati, come hanno vissuto questa giornata. Francesca, che è una grande appassionata di cucina, ha avuto l'opportunità di lavorare a fianco di uno chef molto importante, un professionista, uno che ti mette in riga se non fai le lavorazioni giuste, eccetera. E tu, Attias, come ti sei trovato con una collaboratrice, una sous chef d'eccezione, che ha potuto vicino a te mettere in mostra le sue qualità, diciamo, di appassionata di cucina, e trasportare quello che abbiamo avuto più modo di dire, che è preparare un piatto o 2 piatti belli, precisi, per fare le foto da mettere su Instagram, invece tentare di farlo con i ritmi di una cucina. Attias, comincia tu. Dimmi cosa ti sembra della serata. No, è stata una giornata, perché è stata una giornata veramente molto impegnativa, bellissima da tutti i punti di vista. Dall'inizio a preparare il menù assieme a Francesca, che aveva già le idee chiare, se cosa fare e tutto, e poi fare la spesa, i prodotti. Dopo io gli ho dato qualche indicazione, qualcosa, però gli ho dato un buon aiuto a trovare le materie prime giuste, che non era facile in questi giorni di brutto tempo. Mi pare che la complicità in cucina si è creata automatica, no? Siete stati subito molto... Sono stato proprio sciolto perché ecco. Lei era preparata. Ecco. E poi la cena è stato l'apoteosi, perché comunque io ho fatto ben poco, no? Hai tenuto un occhio per vedere se la tua collaboratrice si comporta. Mi pare che non c'è stato niente da eccepire. No, assolutamente. Franci, dalla tua cotè, come si è vista questa giornata? È stata una giornata davvero emozionante, in cui ho imparato tantissimo e ho capito che mi rimane ancora moltissimo da approfondire, su cui soffermarmi. Davvero ringrazio Attias per la pazienza con cui, e il sorriso con cui per tutta la giornata mi ha accompagnato, anche di fronte a quelle che sono delle vere ingenuità in cucina, appunto di una appassionata, ma non di una professionista, non di una tecnica. Mi sono molto divertita e ti ringrazio dei tuoi consigli, del tuo incoraggiamento e della passione che veramente riesci a trasmettere quando lavori o quando racconti del tuo lavoro. Un piacere. Mariella è la direttrice di Top, la rivista che ha fortemente voluto questa iniziativa e che continua a sostenerla, e che io non smetterò di ringraziare anche per il fatto di avermi voluto come cicerone di queste giornate. E quindi direi che, Mariella, se te la senti, potresti chiudere questa giornata. Io purtroppo non ho avuto modo di partecipare a questa giornata di condivisione durante la giornata, e pertanto mi è mancato questo pezzo, ma ascoltare i vostri racconti mi riempie veramente di gioia, sapere che siete riusciti, come dire, a conciliare tra di voi momenti vari, e cosa posso dire? Per quanto riguarda la cena, è stata una cena davvero straordinaria. Voglio ringraziare Francesca, che ci ha ospitato in Punta di Piedi, che per me è una cosa bellissima, e anche Attias, che ho rivisto dopo tanti anni e che ha confermato la sua come dire, professionalità. Vieni Paolo e accomodati qua, così ci puoi raccontare, soprattutto, innanzitutto a nome di Top, a nome della rivista, a nome anche di Nicolò, che stasera non ha potuto esserci. Ti ringraziamo per l'ospitalità. Per noi è stata un'esperienza meravigliosa, ci siamo divertiti tantissimo, è stato un piacere avervi ospiti qui con noi,
e speriamo di rivederci presto. Il più presto possibile. Grazie infinite, grazie. Per voi che ci state vedendo e che sapete che questa trasmissione ormai ha una cadenza più o meno trimestrale, è facile fare i conti, la prossima cadrà in inverno, abbiamo in serbo quella che potrebbe essere una sorpresa veramente fantastica. Quindi teneteci d'occhio sui social che vi faremo sapere dove si svolgerà la prossima. Grazie ancora a tutti e buona serata. Ciao.